Presidente Leopoldo Destro, parliamo a questo punto di manodopera. Te lo chiedo perché sento molti imprenditori con cui parlo, anche l'altro giorno era un tavolo per lavoro, eravamo seduti insieme e la problematica maggiore è l'assenza di manodopera anche qualificata. La denatalità, per dire, sta creando anche già questo problema. Il nostro paese sta impoverendo, abbiamo mancanza di persone qualificate e capaci. Io ho letto una tua dichiarazione dove hai detto ci serve manodopera, l'immigrazione va organizzata. E anche Bonomi, le risorse umane sono il primo problema che ha testimoniato questa difficoltà. Confindustria che cosa propone al governo come soluzione per cercare in qualche modo di tamponare questa crisi che è fondamentale perché per le aziende il personale è una delle prime risorse. È un tema, purtroppo è un tema attualissimo, nel senso che le nostre aziende, in tutte le difficoltà che ha da affrontare, parlavamo prima del tema energetico, ma possiamo parlare dell'aumento delle materie prime, possiamo parlare del problema che abbiamo con i noli e con i trasporti. Il problema della manodopera è un altro problema gravissimo, che va visto però su due ambiti ben chiari. Un problema di quantità e un problema di qualità. Partendo dal tema della quantità, è chiaro che noi abbiamo e stiamo vivendo in Italia un problema di denatalità, un delta tra persone che muoiono e persone che nascono che sta diventando Insostenibile. impattante in maniera devastante, perché se pensiamo che il delta nel nostro paese nel 2010 era al netto di meno 25.000 persone, arriviamo al 2021 che queste persone sono diventate 310.000, quindi stiamo parlando di numeri pazzeschi, perché se Apocalittici. pensi è come perdessimo ogni anno una città come Padova nel nostro territorio, e Padova, quindi parlo più di Padova e di Treviso. Certo. Questo delta è 30-32 mila persone in meno, e quindi anche qua sono interi paesi, importanti paesi del nostro Che mondo. spariscono. C'è un problema di natalità, un problema quindi demografico che va e deve essere affrontato, e quindi questo chiaramente però va affrontato, e sappiamo che va affrontato con un arco temporale che è sicuramente di medio-lungo termine, con politiche che favoriscono appunto la nascita di nuove persone all'interno del nostro territorio. Dall'altro c'è un problema che va affrontato nel breve, sempre parlando in termini di quantità, e quindi perché appunto le nostre aziende non trovano manodopera, quindi io penso che sia da impostare, è un lavoro, e questo la nostra associazione lo sta iniziando a fare, l'ha iniziato già a fare, di trovare innanzitutto le persone che ad oggi non hanno un impiego e favorirle a trovare un nuovo impiego all'interno delle società che stanno trovando, diciamo, nuove risorse. Trovare eventualmente anche un flusso immigratorio regolato, pensato, studiato, di modo che possa portare anche manodopera extracomunitaria all'interno delle nostre aziende, di cui abbiamo disperato bisogno. Questo in termini, come dicevo, di quantità. Più abbiamo un tema anche di qualità, cioè di trovare le persone che abbiano gli skills adeguati per le nostre aziende. Su questo io penso che bisogna lavorare molto sul tema della formazione, che riguarda quindi la scuola, l'università, ma anche il post scuola, in quello che appunto vuole essere una formazione continua, no? Un lifelong learning che deve avvenire in tutto l'arco della nostra vita, e quindi il tema della qualità riguarda sia i ragazzi che devono entrare nel mondo del lavoro, e quindi fare in modo che siano allineati su quelle che sono le necessità e le competenze richieste dalle aziende, sia anche l'upskilling e il reskilling della forza lavoro attuale all'interno delle nostre aziende. Quindi un tema manodopera che, come avrete capito, è molto complesso e va affrontato nella sua interezza in maniera molto chiara e precisa. Chiarissimo, chiarissimo. Presidente